Raffica di sbarchi a Lampedusa dove dall'alba si registra l'arrivo di ben 18 barconi, 5 gli ultimi soccorsi in ordine di tempo effettuati dalla Guardia Costiera con le motovedette CP310 e G216 che hanno portato in salvo circa 170 persone. Complessivamente sono 622 i migranti sbarcati a Lampedusa. All'hotspot, nonostante la raffica di trasferimenti, 900 persone nelle ultime ore, si è tornati ancora una volta ad oltre 1900 ospiti a fronte dei 350 posti disponibili. A 31 miglia dall'isola la Guardia Costiera ha bloccato 80 migranti, fra cui 6 donne e un minore, sedicenti somali, sudanesi, egiziani, bengalesi, ghanesi e siriani. Rientrando a 12 miglia sono stati agganciati 15 tunisini, tra cui 2 donne e 2 minori. A poco meno di un miglio la motovedetta G216 ha intercettato inoltre un natante di 8 metri con 24 bengalesi, sudanesi e libici ed eritrei. A 7 miglia dalla costa alla deriva invece è stato soccorso un barcone con 39 migranti, fra cui 18 donne e 2 minori. Intanto sono quasi 1000 i migranti salvati dalla ONG che si trovano sulle imbarcazioni che dovranno essere portati sulla terraferma. La Neo Geo Barents nella notte ha soccorso 13 e 76 persone che erano su imbarcazioni alla deriva in zona di ricerca e soccorso maltese. Sulla nave ci sono inoltre 141 persone, tra cui una bambina di 2 anni. Sono invece 439 i migranti salvati che sono sulla Sea Watch 3, mentre altri 387 si trovano sulla Ocean Viking. Il Ministero dell'Interno tenta di svuotare l'hotspot di Lampedusa, ma continuano incessanti gli sbarchi. Dopo il primo all'alba ne sono arrivati altre 240. 600 persone, ospiti del centro accoglienza, sono state fatte salire sulla nave 18 della Guardia Costiera con destinazione Porto Empedocle. Per oggi la Prefettura di Agrigento, d'intesa con il Ministero, ha trasferito oltre 300 persone, 150 saranno imbarcate sul traghetto di linea Sansovino e altrettante verranno portate sulla nave militare Foscari. Intanto, senza indagati e ipotesi di reato, da un paio di mesi, ancor prima dell'ispezione di giugno scorso del Viminale, la Procura di Agrigento, con a capo il facente funzioni, dottor Salvatore Vella, ha concentrato, aprendo un fascicolo 45, l'attenzione sull'hotspot di Lampedusa e sulla gestione da parte della cooperativa Badia Grande. Il modello 45 raccoglie atti che necessitano di accertamenti preliminari che nel caso del centro di accoglienza di Lampedusa sono ancora in corso in fase di approfondimento. Soltanto se verranno ravvisati illeciti, il PM procede l'anno a iscrivere gli indagati nel registro per ipotesi determinate.